Una fattura da 7.000 euro per aver eseguito 140 tamponi, una fattura arrivata alla casa di riposo Configliachi di Padova che aveva fatto spaventare i vertici dell'istituto, che avevano già anticipato che si sarebbero rifiutati di pagarla, e un conto che, visti i migliaia di tamponi già effettuati, avrebbe potuto lievitare fino a 50.000 euro, una preoccupazione che si era subito estesa a tutte le 37 case di riposo della provincia di Padova, e una vicenda che, lo anticipiamo subito, ha avuto un lieto fine. Però il paradosso è adesso vedere appunto arrivare, come all'Istituto Configliachi di Padova, una fattura da parte di Azienda Zero che chiede il pagamento dei costi per questi tamponi. Allora, mi sembra sia una vicenda surreale, una questione da chiarire. Ho fatto proprio per questo un'interrogazione alla Giunta regionale per chiedere come mai appunto è arrivata una fattura al Configliachi per questi pagamenti. Il monitoraggio che la Regione ha messo in atto in tutto il Veneto ha numeri enormi, sono quasi 5.000 gli anziani ospiti solo nel Padovano, decine di migliaia in totale. Da parte della Regione penso ci sia la necessità di chiarirlo e soprattutto di rendersi conto che non possiamo mettere a carico dei soggetti deboli come gli anziani in casa di riposo questi costi. E la risposta è arrivata. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Luciano Flor ha parlato di una fattura probabilmente arrivata per errore che sarà annullata. I tamponi rientrano nel programma di sanità pubblica e sono gratuiti per tutte le case di riposo, non solo per la Configliachi. Viste le tante donazioni arrivate alla Regione, Conte aveva proposto di usare parte di quei milioni per pagare i tamponi delle case di riposo, ma la risposta è arrivata ancora prima di decidere come intervenire. I costi non saranno a carico degli istituti per anziani, e questo è l'aspetto più importante.